Greenpeace protesta davanti alla Regione Sardegna per chiedere a Renato Soru una vera rivoluzione energetica pulita, no al carbone, sì all'eolico. Il governatore riceve Greenpeace ma non ci convince. La nostra Regione ha un piano energetico che promuove le energie alternative, le energie rinnovabili. Le promuove talmente tanto che non solo si pone l'obiettivo di Kyoto, 20% entro il 2020, ma si pone l'obiettivo del 25%, quindi noi vogliamo fare più di Kyoto. In questo momento stiamo investendo in ogni più piccola occasione di idroelettrico che ci sia, quindi non solo le grandi opportunità dell'idroelettrico, ma anche tutti i salti, le piccole opportunità. Stiamo investendo in maniera massiccia sul fotovoltaico e saremo una delle 4 regioni che sperimenteranno per prime il solare termodinamico. Dire che la Sardegna eventualmente è un limite perché l'Italia rispetti il protocollo di Kyoto, mi scusi, è esattamente il contrario di quello che sta accadendo. L'utilizzo del carbone come combustibile fossile andrà a sostituire l'utilizzo di altri combustibili fossili. Quando 450 MW a carbone con le nuove tecnologie vanno a sostituire 450 o 500 o anche 600 MW, come succede a Porto Torres, di vecchie centrali a olio combustibile, l'impatto nell'atmosfera viene ridotto. Ha confermato di voler fare il carbone, quindi effettivamente il carbone gli piace e quindi gliene regaliamo un sacco. Yes.